Sardegna non esiste soltanto il turismo di massa o il turismo di élite. In quest'isola c'è un largo spazio anche per iniziative individuali. Controfatica vi propone un itinerario naturalistico alla ricerca di animali strani e di luoghi interessanti. Lo propone a quanti amano la solitudine, la natura, gli animali, le bellezze naturali, la pace e il silenzio. La prima tappa di questo nostro safari sardo è una zona desertica a nord di Oristano. Non troverete molte notizie sul posto perché la zona è completamente deserta, ma tutti a Macomer o a Oristano potranno dirvi dov'è lo stagno di Sale Porcos. Così, a soli 45 minuti di aereo da Roma o da Milano e dopo 2 ore di automobile sulle strade dritte del Campidano, vi trovate di fronte ad una delle tante sorprese che la Sardegna riserva al turista che abbia la pazienza e la curiosità di andarsene a cercare. Questi uccelli assurdi, tutto zampe e tutto collo, sono fenicotteri e sono proprio gli stessi uccelli che popolano gli stagni salmastri nei parchi nazionali del Kenya e della Tanzania. Sono veramente uccelli africani. Mentre in Europa ed Africa i luoghi abitati dai fenicotteri sono di solito parchi nazionali e vengono visitati da migliaia di turisti, i fenicotteri della Sardegna vivono scarsamente protetti. La protezione di questi uccelli rari e bellissimi, oltre ad essere un atto di civiltà, in fondo potrebbe anche diventare un buon affare turistico per questa zona. Ci potrebbero essere in effetti molti visitatori. Se li volete fotografare o filmare, se volete tornarvene a casa con un ricordo fotografico tutto particolare della vostra gita in Sardegna, potete riprenderli al mattino presto, quando compiono evoluzioni sullo stagno. Sono riprese o fotografie uniche. Quando le proietterete a casa, potrete anche divertirvi a far credere agli amici che siete stati in Africa. Per riprendere i fenicotteri più da vicino è consigliabile appostarsi, nascondersi e mandare un compagno dall'altra parte del lago che spinga gli animali verso il punto di osservazione. Anche noi lo abbiamo fatto e ci aiutiamo per i collegamenti con un radiotelefono. Abbiamo appuntamento telefonico allo scadere di ogni 10 minuti. Collegamento. Passo. Pronto Carlo, ti sento e ti vedo. Dunque, venite avanti piano piano. Una cosa, li hai contati? Quanti sono? Passo. Stavo contando quando mi hai chiamato. Penso che siano tra i 1500 e i 2000. Credo anch'io, tra i 1500 e i 2000. Dunque, venite sempre avanti. Lentamente, se no si spaventano. Gli animali adesso sono in movimento. Passo. Ce n'è qualcuno in volo con le zampe rotte. Li hai visti? Passo. Sì, visti e girati, è chiaro che gli sparano qui. Passo. A che distanza sono adesso? Passo. 400 metri circa, sono ancora lontani. Spingeteli ancora, passo. Va bene, come vengono le riprese? Passo. I voli del mattino sono venuti bene. Adesso ho un po' di difficoltà per l'aria perché fa molto caldo. L'aria calda mi fa ballare l'immagine. Gli animali mi sembrano adesso molto nervosi, probabilmente malgrado tutto ci hanno visto, mi hanno visto. L'immagine adesso è molto brutta, quasi non riesco a vederli. Se voi siete d'accordo, io smetterei. Quindi tornate indietro. Passo. Va bene, d'accordo. Passo e chiudo. Come seconda tappa di questo nostro safari sardo, vi proponiamo la Sardegna delle zone interne e in particolare il Gennargentu, un massiccio montuoso situato nel centro della Sardegna. Partendo da Nuoro potete arrivare in un'ora di macchina ad Orgosolo e di là a Fontana Bona. Questa è una delle zone più solitarie e selvagge della Sardegna e forse non soltanto della Sardegna. Dovunque grandi distese senza una casa, senza una strada, interrotte da rocce di granito da cui si domina il Gennargentu con le sue 2 cime, la Punta La Marmora e il Bruncuspina.
Proseguiamo verso sud, sempre con il Gennargentu sulla sinistra. La strada è buona, ma piena di curve. Incontriamo numerosi paesi di mezza montagna, con un folklore umano notevole. Tra questi Desulo, dove le donne vestono sempre il costume tradizionale. Non pensate però di poterne comprare uno per ricordo. Il costume fa parte dei beni familiari e nessuno è disposto a venderlo. E poi vi costerebbe più di 300.000 lire. Continuando in direzione sud del perimetro del Gennargentu, arriviamo a Seui, un paese di 4.000 abitanti situato al centro di una zona ricca di animali. A Seui chiedete del signor Giovanni Aresi, detto Loriga, un'ottima guida, cacciatore, conoscitore profondo di queste montagne. Un paio di giorni passati in sua compagnia lungo le pendici meridionali del Gennargentu vi daranno la possibilità di conoscere e incontrare i rari animali di queste montagne. Allora, vedi, qui ci sono passati i mufloni. Poc'anzi fa, secondo come si vedono le tracce, li possiamo avvistare senz'altro, perché sono tutti qui intorno vicino. Questa è tutta una zona vasta di cinghiali, mufloni più in quantità. Quella parte specialmente della parte della Marmora e di sotto della Marmora broncospina, ci sono tutti i mufloni e mufle che partono qui dalla zona di Montalbo e girano il Tonneri, tutto completamente Flumendosa, come monta il fiume. Eccola la pernice là. Ora la chiamo subito e la sentiamo subito. Eccola là. La richiami, Ecco. la richiami. Gira Carlo, gira. Eccola. Ora si va, ora si è avvistato e se ne va. Se n'è andata. Per avvistare i mufloni devono andare a un momento al primo mattino, devono andare. E così si può avvistare, perché non è mica tanto facile, è meno difficile, perché sentono un odorato da lontano e l'udito molto finissimo. Loro per avvistarli di primo mattino ci possono arrivare secondo il vento che è, al contrario del vento, perché se il vento viene di qua, loro devono venire di là per poterli avvistare, se no sentono l'odorato e non ci arriva manco lontanamente, così li possono avvistare al contrario del vento. E sono mica tanto rari. Così in questa zona qua, mufloni e muflette piccole e grosse. Ci sono i mufloni che hanno anche 7-8 anni, quelli là che si conoscono. Lei mi dirà, ma come li conosce? Ai segni che hanno nelle corna, perché ogni anno lascia un segno nella corna, lascia. Ma solamente i maschi hanno le corna? Sì, il maschio solo, le femmine non ce le hanno, è il maschio solo, che ha le corna come l'arietta. Senza corna allora sono? Mufle, ecco le mufle, anche ci sono i piccoli, ci sono. Dei piccolini ce ne sono 3. Gli avvoltoi si possono avvistare facilmente qui, in questa zona di qua, perché gli avvoltoi vanno a cercare delle carogne per nutrirsi di carogne e fanno dei chilometri tanti lunghi, si vedono, che si conoscono tanto perché hanno le ali esparte tanto da anche 2 e 3 metri. I daini, questa zona ce ne stava tanti e tanti, ma adesso ultimamente l'ultimo che si sapeva che c'era abbiamo affrontato e l'abbiamo ammazzato qui sotto il fiume, qui sotto, che c'ero anche io presentemente. Il daino sardo è estinto. Da molti anni non si hanno più notizie né di avvistamenti né di catture. L'unica traccia che abbiamo trovato di lui in Sardegna è questo vecchio film girato molti anni fa da un cineamatore durante una battuta di caccia. Nella zona del Gennargentu è allo studio un parco nazionale che potrebbe salvaguardare la sopravvivenza dei preziosi animali della fauna sarda. Un animale che non è ancora estinto ma che sta diventando molto raro è la foca monaca. Proprio la foca è una delle tante sorprese che riserva la Sardegna, perché le foche vivono di solito nelle regioni nordiche, nelle regioni fredde, però un piccolo gruppo è rimasto in Mediterraneo. È un animale ovunque molto raro, perché è stato perseguitato per molto tempo, cacciato, un animale diffidente che si vede raramente. In Sardegna c'è, e qualche possibilità in più di vederla c'è proprio su questo tratto di costa, dove si trova il Gennargentu. È un animale che
nel Golfo di Orosei. È un tratto di costa completamente deserto, lungo 50 km. Per arrivarci bisogna prendere l'orientale Sarda e girare al bivio di Dorgali. Stiamo andando a cercare questo animale favoloso nella grotta di Cala Gonone. Alla ricerca delle foche ci fa da guida il signor Pisano. Senta, quanto ce ne saranno qui in giro? Io penso non più di 15, 20 al massimo, tra grandi e piccoli. Si possono fotografare quasi sempre, insomma, in alcuni mesi specialmente è facilissimo vederle e così fotografarle o riprenderle in cinematografo. Ma un giorno abbiamo cercato di catturarne col mio amico Romano. Eravamo andati là per riprenderle con l'apparecchio. E nonché ne troviamo 10 in una grotta. Ci avventiamo su di una per catturarla e non ci siamo riusciti, ci ha trascinato in acqua tutti e due. Lei fa anche il pescatore? Che consigli può dare a un turista che voglia vedere le foche? Beh, il consiglio che posso dare io è questo: alzarsi molto presto ed arrivare alle grotte prima che esca il sole, cioè prima che inizia il movimento turistico di motoscafi, altrimenti le foche vengono disturbate e non si riesce a vederla. Se non è disturbata si può vedere quando entra o quando esce dalla grotta. E l'altra maniera sarebbe quella del battellino, entrare dentro in fondo e cercarla di snidarla dal dormitoio, in modo che essa scappa fuori e in quell'occasione riescono a vederla, ma ripeto, è sempre consigliabile di mattina presto. Vedere la foca, specialmente durante i mesi estivi, non è molto facile. Ma anche se non avrete la fortuna di incontrare questo raro animale, potrete sempre godervi l'esplorazione della grotta di Cala Gonone, che si interna nella montagna per 4.600 metri attraverso stretti cunicoli e laghi sotterranei. Non tentate l'impresa da soli, la grotta è piena di diramazioni e perdersi è facilissimo. Fatevi sempre accompagnare, quindi, dalle guide e dai pescatori di Cala Gonone. Appena si sente il rumore si butta in acqua. Dove va la grotta adesso? A sinistra. Guardi quel gruppo di stalattiti. No, niente. No. La trappola, da noi predisposta per fotografare le foche, funziona solo a metà. 2 foche passano come siluri sotto il canotto nel tentativo di guadagnare il mare aperto. Soltanto il secondo operatore, appostato all'uscita della grotta, riesce a vederle e a riprenderle, in quei pochi istanti che si fermano a guardarlo incuriosite.